terminata con il risultato di 4-1 la quarta giornata del campionato di Serie D tra Palermo Futsal Club e Futsal Club Monreale. Siamo con il tecnico Natale Gentile, le chiediamo subito un giudizio sulla prestazione. Sicuramente positivo, è stata una bellissima partita, i ragazzi hanno avuto un ottimo approccio, finita 4-1, ma secondo me abbiamo fatto tantissimi tiri in porta, forse 4 gol, per tutti i tiri che abbiamo fatto magari sono pure pochi. Complimenti al Monreale perché comunque alla fine, specialmente col portiere di movimento, ci ha messo un attimino in difficoltà quando stavamo 3-0, hanno fatto il 3-1 loro e poi è stato bravo Vito che a porta vuota ha praticamente sigillato la partita. Adesso invece diamo uno sguardo alle passate partite perché questa è la quarta. Possiamo parlare, forse questa è la migliore prestazione della formazione, anche forse il momento migliore dal punto di vista fisico? Sì, però stiamo crescendo, partita dopo partita prendiamo sempre più consapevolezza, devo dire che anche atleticamente per ora stiamo bene, quindi l'avevo notato pure io questa cosa di questo crescendo. Invece oggi il classico, il famoso gol dell'ex da parte di Vincenzo Citarda, cosa gli ha detto forse nello spogliatoio, qualcosa magari prima di cominciare? No, io avevo detto ne doveva fare 2 onestamente, ero sicurissimo che Vici oggi avrebbe fatto un'ottima prestazione perché giustamente essendo un ex c'è sempre quel qualcosina in più, è stato molto corretto perché ha fatto il gol e non ha neanche esultato anche se era un gol importantissimo. Come lei ha sottolineato, tante parate da parte di Renda, il portiere del Futsal Club Monreale, tanti tiri, le chiedo adesso ma quanto è stato importante il secondo gol di Chinnici, perché è stato un gol impressionante dal punto di vista personale, è rientrato sul sinistro un bolide, forse soltanto così poteva segnare. Allora, intanto bravissimo questo portierino Renda perché ne ha prese tantissime di piede, spaccate, in tuffo, veramente bravo. Poi Lorenzo secondo me oggi con quel tiro aveva un qualcosina in più. C'era qualcuno che dall'alto gli ha potuto dare una mano. Adesso invece diamo uno sguardo alla prossima partita, match importantissimo contro l'Iccarense, come la preparerà in settimana e cosa si aspetta da questi avversari? Allora, praticamente è già da 2 settimane che prepariamo questa serie di partite perché sappiamo perfettamente che sono partite decisive, sono tutte squadre che ci giocheremo fino alla fine il primo posto, quindi come oggi, quindi praticamente i punti valgono doppio. La prepareremo ancora più carichi rispetto a questa partita, me l'aspetto una partita maschia, bella dura, andiamo a giocare da loro e spero che verrà fuori una bella partita. Siamo qui con Lorenzo Chinnici, giocatore del Palermo Futsal Club, oggi vittoria importantissima con il risultato di 4-1 contro il Futsal Club Monreale. Ti chiedo subito un giudizio sulla tua prestazione e poi su quella collettiva. Tanto buonasera a tutti, è stata una partita, sapevamo che comunque sarebbe stata dura, oggi tutti abbiamo dato l'impegno massimo e secondo me devo fare i complimenti soprattutto a tutti i miei compagni perché abbiamo fatto un bel lavoro di squadra e secondo me è una vittoria abbastanza meritata. Questa forse è la partita migliore del Palermo Futsal Club d'inizio campionato, cosa ne pensi? Secondo me tutte le nostre partite sono affrontate in maniera diversa, questa ci tenevamo soprattutto a vincerla e i miei compagni ci hanno messa davvero tutta, il mister l'aveva preparata bene, ci aspettavamo che comunque, ripeto, sarebbe stata una partita dura come tutte le altre, ma proprio in questa ci tenevamo molto a vincerla. Cos'è cambiato tra primo e secondo tempo? Perché abbiamo visto una seconda frazione dove forse c'era una maggiore voglia di attaccare l'avversario dal punto di vista chiaramente agonistico. Sì, il risultato di 1-0 al primo tempo per noi era un po' costretto, non volevamo chiudere la partita al più presto senza più rischiare questo punteggio basso. Quindi il mister ha cambiato tutto al secondo tempo e ha detto direttamente di pressare e chiudere la partita. Adesso invece è il momento di parlare del gol, il gol sicuramente della partita, quello del 2-0, l'hai realizzato proprio tu con un mancino impressionante sotto l'incrocio dei pali. Raccontaci il tuo gol e che emozioni hai provato. Sì, già ci avevo provato la prima volta, il portiere è stato abbastanza bravo, la seconda volta però ho trovato lo spazio giusto per fare gol. Per me oggi è stata una giornata un po' pesante e quindi secondo me è stato questo gol un momento di sfogo
ci tenevo a fare gol, dai, ci tenevo. Adesso invece diamo uno sguardo alla prossima partita contro l'Iccarense, una formazione che ha iniziato molto bene questo campionato. Cosa ti aspetti e come la preparerete in settimana? Allora, noi non seguiamo le partite delle altre squadre, però abbiamo visto i risultati. Secondo me sembra una squadra abbastanza tosta come tutte le altre, però per noi, ripeto, siamo abbastanza preparati ad affrontare questo tipo di partite. Vediamo la settimana il mister come propone di impostare quest'altra partita contro questa grande squadra.